Dobbiamo andare giù di qua noi, là più o meno. Attenzione però, qua più avanti c'è un bivio con un altro sentiero che taglia la Porcella alla Croce, è una sorta di scorciatoia. Mi interessava molto, però deve essere bruttissimo e molto ripido. Adesso andiamo a vedere. Dovrebbe essere qua da ste parti. Devo andare di qua. Centrato a destra, vediamo qui, deve essere. Dovremmo essere già alla Porcella. Ed è anche molto buio. Questo è il taglio che ho preso prima. È probabile che la prossima volta scendiamo da qua. Allora, il l'899 passa in fondo al canalone, quasi. Invece il panoramico passa sopra il canalone, circa un centinaio di metri sopra, per cui sarà anche più esposto. Wow! Bisogna stare attenti, anche forse era meglio quell'altro. Ho battuto la ruota dietro, cavolo. Un crampo, un crampo! Veramente uno scassatone sto qua. Proprio enduro, enduro.
le gambe stanche, non riesco neanche a pedalare. Vediamo, qua dovremmo essere a Sant'Antonio forse. Andiamo. Salutiamo Sant'Antonio. Guarda che cappelletta, po'. Wow, quante. Questa è quella che abbiamo visto prima, a Palabarzana. Devo far riposare anche le gambe un po', perché questo sentiero è troppo duro per me, come una fronte. Già le 8 passate, non credevo aver fatto così tardi, ma sono lento in salita io purtroppo. Non è un scassatone sto qua veramente. La full fa la differenza qui, bambini. Ho battuto di nuovo sul cerchio e ho sulla camera d'aria, spero di non aver bucato. Cerco di alleggerire il peso dal posteriore, se no mi tocca rigonfiarla. Qua c'è la deviazione, c'è anche la ruota davanti che è molto sgonfia, ha perso pressione. Qui siamo in bivio per Anello del Fora de Cellina, sentiero che ho visto prima in mappa, è uscito Latice. Qua dovremmo avere dei belvedere. Allora, questo tratto l'avevo già fatto una volta se non sbaglio, con Tony e suo fratello. Attenzione che qua si scivola parecchio, Questo sicuramente è il sentiero più scassato che abbia mai fatto,
Siamo quasi sulla strada che sale a Yow. Eccoci qua. Ah no, no, siamo sulla cosa qua. Non mi ricordavo bene l'uscita. Siamo sulla strada che porta a Montereale, Valsellina. Là c'è la diga. Non importa, torniamo a casa adesso. Uno dei sentieri più scassati in assoluto, da fare praticamente solo con una full, una B ammortizzata. Farla con la fronte è da suicidio. Sono quasi le 8:15 credo e abbiamo dato tutto quello che potevamo dare oggi, sinceramente. Ci vediamo al prossimo Kazim. Buona raidata a tutti quanti. Yeeey! Yo yo!